E se ti dicessi che le iniezioni epidurali, quelli che ti fai alla zona della cervicale o della parte lombare per il dolore, hanno la stessa efficacia del placebo, ci crederesti? Ecco, questo è quello che ti voglio dire in questo video, quali sono i risultati di uno studio scientifico che è uscito proprio recentemente, a febbraio del 2025, uno studio scientifico molto grande con un'alta credibilità, perché è uno studio di 8.000 persone, è una meta-analisi che nel ranking della letteratura scientifica è al primo posto. E alla fine di questo video capirai se le iniezioni epidurali di steroidi o non steroidi, di altri microinterventi chirurgici a causa del dolore cronico, hanno delle fondamenta, hanno dei risultati chiari se funzionano o non funzionano, soprattutto se vengono raccomandati ancora dalle linee guida mediche, scientifiche. Chi sono io per dirti questo? Io sono Alessio Veneziano, sono laureato in fisioterapia, sono il fondatore del metodo Neurobalance, che è un metodo olistico e multidisciplinare per la cura del dolore nociplastico. Io e il mio team abbiamo aiutato negli ultimi anni centinaia di pazienti a ritornare a stare bene attraverso appunto un approccio sicuro, un approccio che dà risultati e un approccio che è in linea con le nuove neuroscienze del dolore. Se sei interessato, guarda nel link in descrizione, troverai un po' di informazioni che ti servono. Andiamo direttamente quindi allo studio di oggi, che è uno studio che è veramente molto interessante. È una meta-analisi del 2025 a febbraio, quindi molto recente. Hanno preso 81 studi, li hanno messi insieme con 8.000 persone all'interno, quindi non pochissime, e hanno preso quindi in comparazione principalmente 3 terapie fisiche che vengono purtroppo ancora raccomandate e prescritte dai nostri medici italiani e non solo: le iniezioni epidurali, che sono semplicemente delle iniezioni con un ago molto lungo che te lo mettono dietro la schiena, che va verso il muscolo o nella zona dell'ossea, quindi della parte sia cervicale che lombare, con l'idea di andare a spegnere il dolore. Oppure delle ablazioni dei nervi. Queste ablazioni dei nervi semplicemente sono delle interruzioni, vengono fatte a livello appunto di chirurgia e vanno a interrompere la parte elettrica e chimica di queste informazioni che vengono trasferite attraverso il nervo, o di radiofrequenze. Queste 3 vengono messe in comparazione in questo studio con l'effetto placebo, o comunque una terapia placebo simile a questa, ma con nessuna parte, diciamo, di intervento invasivo nel corpo. O se c'è stato un intervento più invasivo, la parte qui epidurale, la parte quindi che viene iniettata all'interno del muscolo o del nervo o dell'osso, magari in questo caso era semplicemente acqua e sale. I risultati sono stati prevedibili secondo me, ma anche molto sconcertanti, perché i risultati dicono che questi interventi placebo hanno la stessa intensità, gli stessi risultati di questi qua. Il problema che voglio infatti dirti in questo video è che i rischi che ci sono qua sono molto molto più alti rispetto al placebo, che sono rischi nulli, assolutamente zero, ok? E quindi ci sono basse evidenze di efficacia di queste terapie benedette qua. Quindi non solo a breve termine, ma soprattutto a lungo termine, perché ovviamente se tu stai guardando questo video mi dirai: io qualsiasi cosa mi dà il dottore, l'importante è che sto bene, l'importante è che funziona. Potrebbe funzionare per un mese, potrebbe funzionare per 2 mesi, ma il problema è che non funziona per lungo termine, e poi ci sono diversi rischi di fare queste terapie, ok? Quindi non solo non funzionano a breve, medio e lungo termine rispetto a un placebo, ma hanno dei rischi associati che devono essere presi in considerazione. Prima di darti i risultati un po' più ampi e i rischi di questa parte, voglio dirti che questo video, comunque questo studio, è stato
in particolare per una popolazione molto precisa, che sono adulti con dolore cronico alla schiena o cervicale, con dolori cronici che vanno dai 3 mesi in su, ok? 3 mesi in su. Non stiamo parlando di dolori acuti, quindi meno di 3 mesi, e non stiamo parlando di dolori causati da cancro, ok? Ora, questo è importante dire che il dolore acuto non vuol dire semplicemente, non parliamo semplicemente di intensità, ma parliamo proprio di durata, perché tu puoi avere un dolore cronico sopra i 3 mesi, mettiamo 6 mesi di dolore, che sia acuto, ma acuto di intensità, non di durata, perché sopra i 3 mesi è tutto cronico persistente. Quando dico cronico, semplicemente dire persistente, non pensare cronico che non si guarirà mai. La maggior parte dei dolori cronici guarisce. Qua parliamo quindi di 2 tipologie di dolori, c'è sempre schiena, però può essere alla cervicale o in radiculopatia verso la mano. Stessa cosa, lombare, circoscritto nella parte lombare, o sciatalgia, lombosciatalgia o sacrale che va verso il piede. Ora, questi trattamenti abbiamo detto che non danno risultati migliori del placebo, ok? Non ci sono evidenze che dicono questi bisogna prendere in considerazione. Infatti i medici che hanno fatto questo studio, questa meta-analisi, che ti metterò il link in descrizione perché non mi sto inventando nulla, le raccomandazioni che sono state fatte a causa di questo studio sono state fatte dicendo: lasciamo perdere queste terapie, prendiamo in considerazione la parte piuttosto di placebo, perché placebo non vuol dire che non funziona, non vuol dire che non possiamo prenderla in considerazione. Quindi molte volte diciamo: se un farmaco è uguale al placebo vuol dire che il farmaco non funziona. In realtà dobbiamo anche vederla dall'altra parte, dire: ok, il placebo funziona come quel farmaco, perché non prendiamo quindi il placebo? E quando dico placebo, nel mio caso intendo l'educazione al paziente. Capire che se c'è un qualcosa, una credenza che ti fa stare bene, prendiamo quella credenza o quella terapia come la terapia fondamentale. E in Neurobalance capiamo che l'effetto placebo, il primo effetto placebo è l'educazione al paziente, quindi la neuroscienza del dolore. E hai più di 300 video in questo canale che ti supportano se vuoi andare a fare quest'altra parte di terapia. Ed è totalmente gratuito, perché i miei video sono gratuiti su YouTube. I rischi sono molto alti se pensiamo a una interruzione del nervo. Tu pensa che se il nervo è stato fatto dal creatore, dal tuo creatore, ci sarà un motivo, quel nervo deve trasmettere dei segnali, e a quel punto, in questo caso, non va più a trasmettere i segnali, quindi avresti un problema ulteriore magari in futuro. I costi sono molto alti, queste iniezioni costano, e l'accessibilità, devi prendere la macchina e andare da casa tua fino a un centro medico specializzato che ti fa queste terapie benedette, che però sappiamo che non vengono più raccomandate, perché vengono sconsigliate dalle linee guida da oggi in poi, o dovevano essere già sconsigliate prima, ma per una questione secondo me più grande di noi non venivano sconsigliate. Quindi tutto questo che ti sto dicendo è in favore a una terapia più mentale, più psicologica, più olistica, perché sappiamo che queste problematiche qui di 3 mesi di dolori cronici, la maggior parte ha una radice nel sistema nervoso centrale, nel cervello. Quindi andando a supportare il cervello, abbassando lo stress, muovendosi di più, lavorando sulle nostre paure, lavorando su quindi non solo la paura del dolore stessa, ma le paure anche generiche che abbiamo nella nostra giornata, perché sappiamo che il dolore cronico è collegato al nostro sistema emotivo. Abbiamo le terapie a disposizione per farla, nel Neurobalance abbiamo diverse terapie, la scrittura espressiva, la meditazione, il movimento fisico. Questo si può fare con costi molto bassi e molto accessibili, perché puoi farli direttamente a casa tua, semplicemente con un team che ti supporta.
e questo non è un qualcosa che è nato solo con noi. A livello mondiale la neuroscienza del dolore dice oggi nel 2025 che più dell'88% dei dolori muscoloscheletrici sono dati da un sistema nervoso ipersensibile senza una causa strutturale. Infatti li chiamiamo dolori non specifici. Quindi cosa vuol dire non specifico? Vuol dire che sono dati dalla centralina del nostro sistema nervoso, che è il cervello. Ora, non voglio complicarti di più questo che ti volevo dire oggi. Se sei interessato o interessata a una terapia di questo genere, guarda il link in descrizione e soprattutto se rientri nelle problematiche nociplastiche. C'è un test che puoi fare direttamente, ci metterai 5 minuti e capire, ok, il mio problema probabilmente non deriva soltanto unicamente dal mio corpo, ma dal mio sistema nervoso centrale. Ti lascio il link e ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto!